Adesso ci sarà il concerto delle Launeddas del Sinis che invito a presentarsi qui nel palco, eccoli. Allora, Stefano Pinna ci racconta un po' qual è la tradizione delle Launeddas del Sinis, anche per i nostri amici visitatori che non conoscono queste sonorità. Nel mentre il gruppo si prepara. Sì, intanto buonasera a tutti. Siamo nella culla dei suonatori Launeddas San Salvatore, proprio dove in passato nascevano i suonatori Launeddas. In queste bellissime case spesso chi rientrava dalla campagna si fermava a passare la notte, ma spesso accadevano le cosiddette spuntini fra suonatori Launeddas. E qui appunto nascevano le figure dei suonatori Leonidas. Cabras è una patria importantissima, già il Benson nel 1950, quando venne qua, racconta di un numeroso numero appunto di suonatori Leonidas. Noi siamo l'associazione Launeddas e il Sinis, l'associazione di tutto il territorio. Questi giovincelli che vedete qua dietro sono tutti allievi miei. Voi direte, ma come il più giovane insegna ai più anziani? E purtroppo succede così. Siamo l'associazione appunto di territorio e ci siamo costituiti nel 2016 e l'intento era quello di divulgare tutto quello che è il repertorio tradizionale del nostro territorio, dalla tipica processione, dai tipici balli di Cabras, fino a riscoprire anche la canzone longa, un tipico canto di Cabras. Quindi oggi vi porteremo 40 minuti di viaggio in quella che è appunto la nostra tradizione. Quindi musica, cultura, archeologia e in questo caso stiamo parlando dei suoni ancestrali della Sardegna, siamo perfettamente in tema. Buona serata, buona Grazie. esecuzione a voi, Grazie. grazie, buona serata.
Bene. Prova. Questa è la tipica processione di Cabra, Saurucessione Gravarissa. Il ruolo del suonatore di Leonidas è un ruolo importante durante la processione, è colui che anima tutto il corteo della processione, spesso sta davanti al santo oppure dietro il santo. E una cosa particolare è che in antichità Leonidas era l'unico strumento che poteva entrare in chiesa, tutti gli altri strumenti stavano fuori all'ingresso e le Leonidas avevano questo compito di entrare all'interno della chiesa. Quindi durante poi la messa c'era tutta una funzione religiosa di brani religiosi, e il prossimo brano che sentirete si chiama appunto Vergine Santa, dedicata alla Santa, rivisitata dall'Associazione Leonidas del Sinis. Grazie.
Adesso è il momento che il nostro maestro Stefano Pinna esegue un brano da solista, eseguirà una processione famosa che viene identificata come la processione di Dionigi Burranca e viene eseguita con lo strumento cosiddetto mediana. A voi Stefano Pinna. Bene, questa è la tipica processione del maestro Dionigi Burranca della scuola della Trecenta. In Sardegna esistono ben 4 tipi di scuola, quella del Sinis, quella del Medio Campidano, quella del Campidano di Cagliari e quella del Sarrabus. Adesso il prossimo brano che facciamo sono i Kojusu o Gozos, è un tipico canto che è un inno che viene fatto al santo. Quasi tutti i santi in Sardegna hanno i Kojusu, questo tipico canto, e noi lo faremo in versione strumentale con le launeddas.
Un altro brano del repertorio della Laonedas sono i Laras o i Mutettus, quindi entriamo nella zona accanto. Noi lo faremo strumentale con due tipi di Laonedas, che sono il fiorasso e il punto d'organo. E questo era un canto che veniva fatto, veniva composto dai cantori di Cabras. A Cabras c'era un'usanza, un detto, si diceva ti von giù canzoni, se facevi qualcosa di sbagliato si diceva ti von giù canzoni. E ancora tuttora c'è questa usanza di dire se sbagli ti von giù canzoni. Bene, proprio in questi giorni, per chi è appassionato di Leonidas, è uscito il mio primo videoclip di una mia composizione che è intitolata La caduta dei giganti. Sentirete uno strumento particolare oggi, è uno esperimento. Le Leonidas che voi avete sentito sono tutte in tonalità maggiore, tutta la tradizione in Sardegna viene fatta in tonalità maggiore. Però ultimamente ci divertiamo a trovare anche sonorità diverse. Vi invito un po' a chiudere gli occhi, a immaginare quel periodo quando tutta questa civiltà che oggi stiamo conoscendo in qualche modo è sparita dalla nostra faccia, dalla faccia della terra. Quindi sentirete una melodia molto particolare, molto triste, molto seria, che vi riporta indietro, insomma, di 3-4 mila anni, chi lo sa. Grazie.
Bene, non può mancare nel nostro repertorio questa canzone longa, tipica canzone di Cabras. Tonio, oltre a un suonatore della Leonidas, è anche un abilissimo cantore. Faremo un cenno a che canzone faremo, Tonio? Sabelle Gravasa, ne faremo giusto un pezzettino perché sono canzoni abbastanza lunghe, giusto per farvi conoscere anche questo tipico canto di Cabras. Magantum maccopasa mi vari saluma Capde un non ti bozzo bella de santa cerai Tu sugi adessi annasci con fortuna Mago tu destinao e a ti adisposai in tante pesia e sabogi comuma Casa bella e gravasa e torrata generale Poi casa bella e gravasa vai torrata e stinvita Tu Gesù spantuo vi Brahma colorita Commenti se vestita incide bellezza tanto O Brahma colorita Tu vi Gesù spantuo Il suo Spirito Santo vi da servito con mamma Tu Gesù spantuo vi colorita Brahma Narame galli damai annaci estinui O Brahma gloria mai spantu già sestui Dia su te sanui ed esiste le mangiau Si rappasimbilao e appropriu colori Cammi vari lugori e di essi di de cara Sempre bella de Sara e de sa spose via Venno che vaga dia chi a te ad agvala Venno che vaga dia de usimili bellezza Attia Gediechiri Adina in Marchesa Cava di principessa ma villa di Arria Adina in Marchesa o vigie Ghidattia Ma che Santa Maria ed ognuno e di preghi Nemmo summitu neghi che tanta sindillao E natin bilao e asti stelle mangiao Kami vari lugori e di essi di de cara Se bellate Sara e de saspose via E no che vaga dia chia tia da gualla Grazie.
Bene, siamo arrivati all'ultimo brano. Un ringraziamento particolare a tutta l'organizzazione. È stato un piacere essere qua. Spero anche per voi aver sentito il suono più che ci rappresenta, il suono che è la nostra identità di noi sardi. L'ultimo brano non ve lo dico, perché sono sicuro che chi è di zona, chi è di sardo sa di cosa stiamo parlando. Buonanotte e grazie a tutti. Beh, grazie, gentilissimi, visto che siete così calorosi, vi dedichiamo un altro brano.
Una processione tipica non della nostra zona, prima avete sentito Sa processione Gravarissa, adesso sentirete, noi la chiamiamo un po' la processione standard, più del Cagliaritano Sarabus, che ormai suonano tutti quanti. Ancora grazie.